Assessore Saia, malgrado tutti gli sforzi che sta facendo l'amministrazione per dare più sicurezza ai cittadini, loro hanno ancora paura, si sentono insicuri. Cosa si può fare ancora? Ma quello che sul territorio, non solo l'amministrazione, ma tutte le forze dell'ordine nazionali, oltre a quella locale, stanno facendo è uno sforzo enorme ed è il massimo che si possa fare. L'amministrazione in più ha in progetto altre cose, tra cui la vigilanza privata, che stiamo aspettando il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per poi fare la delibera, perché deve passare attraverso la Prefettura questa scelta. Quello che noi possiamo fare è solamente aspettare un governo nuovo che cambi alcune leggi che sono veramente folli, perché non è possibile che nel giro di un anno e mezzo, e guarda caso in coincidenza di una serie di provvedimenti nazionali e legislativi, cosiddetti svuotacarceri, tenuità del fatto e tutto quello che può essere alleggerire il peso della procedura penale nel nostro sistema giudiziario, coincida con questa efferatezza a livello nazionale, purtroppo, perché credo che non occorra dirlo, in tutta Italia questo fenomeno dei furti nelle case, della libertà con cui la gente entra dentro, sapendo che dentro ci sono i proprietari e i possessori dell'immobile, sapendo che non rischiano niente. E sapendo che non rischiano niente, credo che solamente se fossero delle leggi deterrenti serie, il quadro sarebbe completamente diverso. Questo quindi non è un problema locale, è un problema nazionale, è un problema che deve gestire il governo centrale.